Non ci stiamo? Non ci stiamo? Andrea, non ci stiamo? Cioè, c'è il mondo? Cioè, allora, platea piena, casino, gente in barcaccia, va, barcaccia piena, di là. Non ci stiamo? Avranno caldo, suppongo. Immagino, non ci stiamo. Cioè, ti ricordi il primo anno? Il primo anno ci avevano detto 80 persone, sarà un grandioso successo, è un premio letterario. Ti ricordi che ci siamo presentati e avevamo 150 prenotati in occasione? Non ci stiamo. Posti qua, posti là, non ci stiamo. Altra cosa, non ho preparato il discorso, non ho il pallone coi testi, non ho il discorso da fare. Non so, dimmi tu. Però mi è arrivato un racconto da parte di una delle finaliste dell'anno scorso, la Alessandra Aiello, te la ricordi? E che dici se leggo l'inizio? Provo? Ok, allora. Ecco il momento preciso in cui la particolare magia del teatro si realizza, quello del silenzio. Quando le luci si abbassano, è il silenzio ovattato ad avvolgere i velluti delle sue poltrone. È il silenzio che occhieggia gli spettatori dai trappeggi del sipario e accarezza le loro orecchie con il suo arrivo. Il silenzio giunge con il buio ad annunciare il momento in cui ammanterà tutti i preziosi particolari della sala e il brivido dell'emozione e dell'aspettativa dei sensi si propagherà dal palcoscenico fino all'ultima poltrona della platea. Buio e silenzio. Signore e signori, vi presento Alessandro Coppo dell'associazione Dentro al Centro. Signori, il mio collega e grande amico Andrea Tralli di Panda Edizioni, e vi diamo il nostro benvenuto alla terza edizione del premio letterario Brunola. Musica!
prima di tutto al Conservatorio Stefani, punta di diamante della nostra città, e saluto la presidente Elisabetta Bastianon, che è qui con noi in platea. E questo premio, che ogni anno cresce di prestigio con la partecipazione di importanti case editrici, ma anche la qualità degli inediti, che di anno in anno è cresciuta, come ha detto anche la giuria, che quest'anno è capitanata da Giacomo Mazzariol. E salutiamo però prima tutte le autorità presenti, e quindi inizio dal senatore Franco Conte. Vedo qui anche in prima fila la comandante della Polizia Municipale Laura Lorenzetto, c'è anche il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Paolo Galante, il maresciallo Francesco Guerra della Guardia di Finanza, il comandante dei Carabinieri di Castelfranco Alberto Cusinato, ma soprattutto l'assessore alla cultura Franco Pivotti, a cui poi passerò la parola perché è in giuria, e tutte le altre autorità presenti. Non posso non salutare e ringraziare a nome dell'organizzazione del premio i partner fondamentali che sono stati il Lions, e qui salutiamo il presidente Adriano Pietro Bon. E scusate, sono molto emozionata. Volevo salutare in realtà il Rotary, che è rappresentato dal presidente Adriano Pietro Bon, ma anche il Lions, e qui dovrebbe arrivare il presidente Paolo Spolaore. E ovviamente un ringraziamento dovuto ai tanti sponsor che poi premieranno tutti i vincitori durante la serata. Anche quest'anno il premio è patrocinato dal Comune di Castelfranco, quindi passo la parola al nostro assessore Franco Pivotti, che ci spiega qual è il valore aggiunto di questa città. Grazie, un saluto a tutti voi e benvenuti al Teatro Accademico. Un saluto alle autorità, un saluto ovviamente ai numerosi giurati, e un plauso agli organizzatori, diciamo ai veri organizzatori, perché il Comune di Castelfranco ovviamente dà il suo peso e dà il nome della città a questo importante premio, ma desidero veramente ringraziare l'editore Tralli delle edizioni Panda e Alessandro Coppo di Dentro Centro, perché loro sono i veri motori di questo premio finale, e quindi a loro va un grande applauso. Un saluto anche ovviamente ai musicisti del conservatorio, perché sono sempre vicini all'amministrazione, in ogni evento ci sono sempre. Desidero però innanzitutto portare il saluto del sindaco Stefano Mancoro. Il sindaco voleva questa sera esserci proprio per l'importanza di questa manifestazione. Purtroppo un impegno, più che un impegno, un'evenienza familiare lo tiene a casa, e quindi mi ha detto di portarvi il suo saluto e il suo impegno affinché questo premio abbia un futuro sempre più luminoso. Da parte mia, come assessore alla cultura, io dico che non drammatizzo, ma secondo me vi è un'emergenza nel leggere, un'emergenza soprattutto da parte dei giovani. Io vengo dal mondo della scuola, come voi sapete, e questa emergenza l'ho toccata e la tocco con mano, perché le nuove tecnologie, che sono ovviamente benvenute e che servono, però pongono in sottordine la lettura. E sappiamo benissimo che leggere significa anche scrivere meglio. E quindi abbiamo nei nostri giovani un deficit proprio nello scrivere e anche nel parlare. E questo dipende proprio dalla mancata lettura, da porsi nelle condizioni di leggere, di vedere quello che c'è nella trama di un racconto e di ripensare tutto quello che si legge. Qualsiasi lettura, io dicevo, va sempre bene. È ovvio che i classici letterari sono il cardine, ma leggere anche un giornale, oggi si è perso anche il senso della lettura dei giornali. Mi dicevano anche, diceva proprio
anche il padre di Alessandro, che un tempo i giornali andavano quasi a ruba nei bar perché la gente si precipitava a leggerli. Oggi un'occhiata rapida ai titoli e poi nulla. Quindi è intenzione di questa amministrazione mia in particolare di privilegiare questo settore culturale, il settore letterario, e il fulcro di questo passa ovviamente attraverso la nostra biblioteca. Quindi in questo periodo abbiamo voluto potenziare i servizi della nostra biblioteca, che rappresenta il centro culturale cardine della città. Quindi abbiamo implementato il wifi, abbiamo dato maggior spazio di lettura, stiamo per implementare l'autoprestito per velocizzare i prestiti, e quindi tutta una serie di azioni anche con spettacoli in biblioteca che valorizzi e che porti la gente a riflettere e a porsi davanti un libro. Quindi i premi letterari e questo premio letterario Frunola, secondo me, fanno un grande servizio alla cultura e alla città. Quindi ringrazio ancora una volta di più i promotori di questo premio e buona serata a tutti voi. Adesso vi presentiamo la giuria, che è capitanata, come ho anticipato prima, da Giacomo Mazzariol. Giacomo Mazzariol, che è questo giovane che ormai si è trasferito a Roma, è l'autore di Mio fratello rincorre i dinosauri. Quante copie ne ha? 150. E membro e fondatore del gruppo Sottosopra, che sta animando la nostra città, ma anche del collettivo Grams, che sta lavorando addirittura alla prima serie di Netflix a Roma. In giuria abbiamo anche la bellissima Lisa Festa, che molti di voi sicuramente conoscono, scrittrice e modella, ha scritto per Mondadori, Albatros e Pan Edizioni naturalmente, ed è salita alla ribalta con Sì, No, Miami, romanzo autobiografico in cui descrive la sua lotta e la sua vittoria soprattutto contro l'ictus. Qui con noi c'è anche il giallista Gianluca Ascione di Treviso, che tra i tanti riconoscimenti ha vinto il premio Gran Giallo Città di Cattolica, ma anche nel 2016 Rosso d'inverno, nel 2017 è stato in cima alle classifiche dei libri più venduti su Amazon con l'ebook Polvere e Ombra. La maggior parte di voi sicuramente conosce il castellano Walter Garatti, scrittore di Panda Edizioni, con Il Decifratore, con cui ha vinto il premio speciale Locanda del Doge, il più recente, e ha scritto anche il più recente Ora lo sai, e la novità da sapere ora è che il racconto è in fase di traduzione per i mercati esteri. Qui vicino c'è anche la blogger Giorgia Gatto, anzi si chiama Instabooker, perché condivide su Instagram non solo le foto ma anche i suoi commenti sui tantissimi libri che legge, ed è stato fondamentale il suo ruolo nella scrematura delle centinaia di libri che sono arrivati quest'anno in gara. C'è Luca Favaro, che è il vincitore della sezione editi 2017 con Il tempo senza ore. Ovviamente il nostro editore di Panda Edizioni Andrea Tralli, che abbiamo già detto è il co-organizzatore del premio, Franco Pivotti l'assessore, Maria Grazia Azzolin, presidente della Commissione Cultura del Comune di Castelfranco, e ovviamente è importantissima perché l'anno scorso ha vinto nella sezione inediti Fanny Guidolin, che ha vinto con il suo libro con il suo libro Storie di straordinaria corsia, anche se ho perso gli appunti me lo ricordo bene, anche perché poi dopo questo premio ne ha vinto un altro, giusto, perché per il suo stile, per il suo modo di raccontare queste storie e di curare attraverso la narrativa che cura. Quindi la giuria l'abbiamo presentata tutta, ma adesso dobbiamo anche passare la parola al Sean Lucariello,
in rappresentanza del conservatorio, proprio perché durante la serata ci allieteranno durante le premiazioni. Buonasera a tutti, grazie. Sono Sciollo Cariello e con me abbiamo al pianoforte Lorenzo Tonon, abbiamo alla chitarra Marco Baldi, Thomas Zaus alla batteria, Alberto Gatti al contrabbasso, e dopo ci allieteranno con le loro voci anche Sara Daniel e Lucia Gatto. Noi siamo studenti del Conservatorio Stefani di Castelfranco Veneto, Dipartimento di Musica Jazz, e oltre a voler ringraziare l'organizzazione, la giuria e il concorso per averci appunto chiesto di partecipare, vogliamo anche ringraziare il nostro insegnante, nonché direttore del Dipartimento di Musica Jazz, Gianluca Carollo. E grazie ancora, buona serata. Voi non lo sapete, però adesso noi siamo in diretta. In questo momento siamo in diretta su Radio Saiuz TV, e qui chiamo in rappresentanza della radio l'attore di Castelfranco Gianluca Mancuso. Grazie Maria Chiara, buonasera a tutti, benvenuti, grazie per essere qui con noi. Prendo solo la parola perché saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando, la giuria intanto, i ragazzi del Conservatorio Stefani, grazie a Maria Chiara, grazie a Alessandro per averci invitato, ed è un piacere, un onore essere qui con voi, e saluto naturalmente tutti coloro che ci stanno ascoltando su Radio Saiuz TV. Allora, voi fate una cosa, voi siete qui e ringraziamo per questa calorosa presenza, ed è un piacere anche per Alessandro. Prendete i cellulari, che prima non lo diciamo a loro, che prima abbiano detto di spegnere, di chiudere, avvisate tutti gli amici che da casa ci possono ascoltare, per cui anche voi ragazzi autori che siete in gara, avvisate gli amici che siete in diretta su www.radiosaiuz.it, e dite pure di seguirci, possono vedere la serata perché siamo anche, guardate, con la web tv, salutiamo gli amici da casa, e naturalmente ci possono scrivere. Io sono presso quella postazione, naturalmente ci scrivono in diretta con Alessandro, Maria Chiara, interagiamo insieme con i ragazzi del conservatorio, li salutiamo. Due parole, che cos'è e chi è Radio Saiuz? Allora, io sono qui in rappresentanza della radio, abbiamo anche il piacere e l'onore di avere Saiuz, colui che ha creato questo network. È un web network, cioè una radio che si può ascoltare online, quindi non è la classica radio che possiamo ascoltare per strada, tornando a casa dal lavoro o andando in giro, ma ci colleghiamo nel sito, nella pagina Facebook e in YouTube, e naturalmente la possiamo ascoltare in tutto il mondo, perché prerogativa e peculiarità, caro Alessandro e Andrea, è che in questo momento ci stanno ascoltando da tutta Italia. Quindi anche gli amici, per quello dicevo gli autori che vengono magari da Milano, da Como, ditelo che ci ascoltano. E veramente potenza di fuoco, perdonatemi un po' la battuta, abbiamo in questo momento 3 canali, di cui 2 YouTube che ci stanno rimandando e demandando il segnale, ne abbiamo 11 radio, partnership di Radio Saiuz, abbiamo 2 o 3 territori anche che vanno in onda via etere con digitale terrestre, e mi pare che siano in Calabria e nell'Alto Adriatico e in Toscana, quindi salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando. E quindi Radio Saiuz è una radio che dà spazio a tutti, quindi è un piacere essere questa sera al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, lo dico per gli amici che ci stanno ascoltando, per il premio Prunola, questo prestigioso premio giunto alla 3ª edizione, che noi naturalmente abbiamo il piacere di avere in rappresentanza. Maria Chiara, toglimi la parola perché io sono logorroico e non finisco più. E mi sono dimenticata di presentarmi, io sono una giornalista, Maria Chiara Pellizzari, ma adesso molto emozionata e adesso entriamo nel vivo del premio, perché inizieremo a svelare i vincitori delle menzioni d'onore e dei premi speciali, mentre nella seconda parte, dopo un brindisi, sveleremo invece i vincitori delle 4 categorie, sezione poesia, scolastica, inediti ed editi. Ma ad accompagnarci nella serata con le loro voci questa sera saranno Maria Cristina Leardini e Franco Berton di Immaginario Sonoro di Cittadella, che ci leggeranno alcuni estratti selezionati dalle opere vincitrici, quindi qualcuno di voi in sala capirà già leggendo chi si merita queste menzioni d'onore.
La lezione. Scrivi in corsivo col punto ed esclamazioni, l'estetica dei versi è arte nel suo genere. Descrivi con l'oro la rassegnazione dei tuoi tempi. I poeti sono persi, estinti e disperati. Le muse hanno un altro impiego tra le mura della città. A mia insaputa, i lecci sono cresciuti e mica poco. Non sono più alberelli. Dov'ero in questi anni, se oggi ho trasalito nel vederli? Qual era il paraocchi, lo schermo rifrangente di pensieri che li rendeva invisibili o immutati? E quante altre creature non ho visto o non vedo? Di cosa non mi sono accorta? Immersa in traiettorie di comete e sentimenti confusi, ragioni altalenanti e facili assoluzioni. I lecci sono cresciuti a mia insaputa e mi sono persa i rami nuovi, i nidi dei merli tra le foglie, i loro fischi e i primi voli. Quanta vita in boccio mi è sfuggita. Quindi, come avete capito, abbiamo iniziato con la sezione poesia. Chiamo a premiare l'assessore alla cultura Franco Pivotti e chiamo sul palco Maria Cecchinato e Tamara Macera. Le targhe che sono in arrivo. Cosa ci potete dire? Siete emozionate? Sì, sicuramente. Avete scoperto subito che dalle letture che... Assessore? Niente, consegno le targhe, mi complimento ovviamente con loro, perché la poesia, come la letteratura in genere, ha una grande importanza. So che molti si dilettano nella poesia, e quindi è sempre qualcosa che fa riflettere, e per chi la legge apre una visione interiore spesso, e quindi ad una meditazione su quello che si è, su quello che si sta nel mondo. Premio Adesso passiamo alle menzioni d'onore e ai premi speciali della sezione scolastica.
e quindi attendiamo di nuovo qui con noi la nostra lettrice. In questa stanza d'albergo, disteso sul letto, nudo, coperto da un leggero lenzuolo stropicciato e illuminato dai fiochi raggi di luna piena, sei bellissimo. No, sei molto di più. Con la tua schiena forte e piena mi sostieni, sempre. I tuoi capelli folti, neri, sbarazzini, nelle giornate di vento non li riesci a domare e questo ti irrita. A te piace avere tutto sotto controllo, persino quel ciuffo selvatico deve aderire ai tuoi piani per l'immane quantità di gel che ogni mattina applichi. Eppure hai scelto una come me, irriverente ragazzina spensierata, un po' sgangherata, perennemente disordinata. Forse era un tuo tentativo di rendere migliore la vita di qualcuno ed eri anche sulla retta via per riuscirci. Ma abbiamo cominciato a prendere strade troppo diverse e adesso le nostre mete non sono più le stesse. Non ha senso. Tu non hai senso. Sei reale come un respiro. Non ti si vede, non ti si tocca. Ci si dimentica di respirare. Io posso dimenticarmi di te. Ma se il respiro scompare, se tu sparisci, non c'è più vita. Prendi me, per esempio. Odio il fatto di starti scrivendo. Dio, ti giuro, vorrei mettere giù questa penna e che qualcuno mi fermasse, ma non ci riesco, davvero. Perché la mia penna, guidata dalla mia mano, continua ad essere convinta che tu sia la principale e forse unica fonte di ispirazione. Per quanto la pagina mi sembri troppo bianca per scrivere di te, per quanto ormai il tuo volto ed i tuoi occhi siano sbiaditi nella mia mente, tu non ci sei quasi più. La mia scrittura, senza di te, perde il suo senso. Perché non riesco a scrivere d'altro se non di te? Oh beh, potrei provare a fare il contrario, ma credimi se ti dico che al solo pensiero mi sento vuota. Binario 6, carrozza 9, posto 12D. Il treno per Padova è in ritardo di 7 minuti. Mentre aspetto, fumo nervosamente una sigaretta, il treno arriva e salgo in fretta. Per qualche assurda ragione non riesco a distogliere lo sguardo dalla signora seduta proprio di fronte a me. Attira completamente la mia attenzione e mi distrae dalla lettura. È sulla sessantina, indossa una camicetta blu, le manca la fede all'anulare della mano sinistra. Anche lei legge un libro, senza però accennare un sorriso. Le squilla il telefono e il suo viso cambia completamente. Ho preso per te il posto accanto al mio, così possiamo stare vicini. Sorride finché la conversazione non ha fine. Alla seconda fermata del treno, la signora si alza con la sua borsetta e torna dopo pochi minuti accompagnata da un uomo. I due rimangono in silenzio per poco. Lui la chiama per nome, Agata, e subito lei si illumina. Conservi tu il mio biglietto? Lei fruga freneticamente nella borsa senza trovarlo. L'uomo, Pietro, aveva nascosto il suo biglietto nella 24 ore che aveva con sé e la donna per più di 5 minuti lo ha cercato credendo di averlo perso. Pietro, sei proprio un cretino. Adesso Gianluca Scione ci spiegherà chi ha vinto. Allora, buonasera a tutti.
Allora, intanto chiamiamo a premiare sul palco Daniele Costa e Matteo Mazzocca del Sottosopra, Terry Bonaldo e Daniel Pizzato del TED. E invito a salire sul palco i premiati Vittoria Berno, Esther Lovascio, Anna Murarotto, la professoressa Antonella Portoghese e Emanuela Piva. Bene, quindi io adesso do la parola a Daniel Pizzato, che si presenterà soprattutto. Buonasera a tutti, io sono qua stasera in rappresentanza della nostra associazione TEDx Castelfranco Veneto. Quest'anno sarà il terzo anno che occuperemo appunto il teatro accademico in una di quelle serate di ottobre, che ormai con cadenza annuale si ripetono. Anche noi ci sentiamo molto vicini comunque alla tematica dei giovani e a quella che è la diffusione della cultura, in quanto a modo nostro, come ha sottolineato anche l'assessore, abbiamo un modo di diffondere la cultura 2.0, quindi attraverso il web, attraverso i canali YouTube, quindi un po' diverso rispetto alla tematica tradizionale, però noi siamo molto legati all'innovazione ma anche alla tradizione, quindi abbiamo accettato di buonissimo grado, quindi con estremo entusiasmo, l'invito di Alessandro, che ringrazio, adesso non so dove sia, ecco, di essere presenti qui questa sera per premiare appunto questi giovani. Le targhe, le rose le consegnito? Sì, dai. Premiamo Vittoria Berna e la professoressa che l'ha accompagnata, viva. Bene, adesso passiamo al premio speciale Vittoria Serena, il premio dedicato ad una giovane scrittrice scomparsa e un premio che verrà assegnato ad un'opera che si è distinta particolarmente per come ha espresso bene i valori consolatori della bellezza e dell'arte tra i giovani. E quindi qui passo la parola a Terry Bonaldo, mamma di Vittoria. Premia però Anna e il premio forse ce lo dice lei che è la vincitrice, giusto? Buonasera, io sono Terry Bonaldo e come diceva Maria Chiara e sono molto emozionata perché premio mia figlia, non c'è più, e niente, grazie. Il premio va ad Anna Murarotto. Terry è molto emozionata, ma Vittoria in realtà continuerà a vivere con la sua scrittura, con il libro che ha scritto, che le prime poesie mentre aspettavo e mi ha veramente mosso qualcosa dentro.
Terry è sempre molto emozionante in questo momento e a tutti i ragazzi finalisti abbiamo donato il libro di Vittoria Serena e come avete visto è un libro che sa toccare. Andiamo. Niente, volevo ringraziare Vittoria per tutto quello che ha scritto e ringrazio anche il tutto va devoluto, il viaggio d'inverno va devoluto ai bambini delle fate, che è praticamente la fondazione per i ragazzi autistici di Franco e Andrea Antonello. E quindi abbiamo qui con noi anche Daniele Costa, che è tra i fondatori e membri del collettivo Sottosopra, che tra un po' ribalteranno la città di Castelfranco, vero? Ma non ci svelano nulla. E lui premia Esther Lovascio, un attestato anche ad Antonella Portoghese, e qui sta arrivando anche il premio speciale Rita Dominigliani. Adesso Andrea ci spiegherà bene. Giusto? Sì, consegna il premio Daniele Costa, se non sbaglio, sì, al quale passo la parola. Buonasera a tutti, ringrazio Alessandro Coppo per l'invito. Io sono Daniele Costa, faccio parte di Sottosopra, che è un gruppo di giovani castellani che l'anno scorso, alla fine di settembre, ha voluto unirsi per mettere sottosopra la città, offrendo un'offerta culturale un po' diversa, che cercasse di far cambiare punto di vista sulla nostra città, e diciamo che ci è riuscita perché la prima edizione è andata abbastanza bene. E sì, noi abbiamo chiesto ai negozi di cambiare le loro attività per un giorno, e attraverso l'arte, la poesia, la cultura in generale, la gastronomia e quant'altro, insomma. E ci teniamo particolarmente al premio Prunola perché è un'occasione davvero importante in ambito letterario e speriamo ci siano future collaborazioni. E basta. Ringraziamo Rita dalla Chiesa, sì, Rita dalla Chiesa. Ringraziamo il notaio Rita Dominigliani. Rita dalla Chiesa la lasciamo a fiducia sua. Che non è potuta essere presente per consegnare di persona il premio, ma lo consegniamo noi per conto suo, molto volentieri. Esther Lovascio e la professoressa Portoghese. Grazie. Troppo emozionante, dice Daniele. E allora adesso andiamo avanti e passiamo alle menzioni d'onore e ai premi speciali della sezione inediti. E quindi anche qui attendiamo sul palco i nostri lettori di immaginario sonoro. Mentre voi, esatto, ci vedremo dopo. Bevi un altro bicchiere, gli disse con dolcezza, e mentre beveva gli si accostò, gli carezzò il viso e quando lui gli tolse la mano la infilò sotto la giacca. Non resistermi, ringhiò. Lui gli sfilò le mani tenendolo per i polsi. Si infuriò, ma lui, sebbene longilineo, era incredibilmente forte. Allora si rilassò. Sembrava calmo, ma lui lo conosceva. Werner era ubriaco, dilatò gli occhi rossi, la sua mano cominciò a carezzarlo freneticamente sul collo, fra i capelli. «Dammi un bacio», ordinò. Sbuffando per lo sforzo, cercò di raggiungere la sua bocca. Si forzarono l'un l'altro gonfiando i muscoli finché riuscì a premere le labbra sulle sue. Girò il viso di scatto e lo spinse via. La mano ondò il pugnale, nel suo sguardo c'era voglia di uccidere e lui rimase fermo.
Lo svizzero allentò le dita, amareggiato. Mentre il rossore al viso diminuiva, abbassò gli occhi, sospirò asciugandoli. «Bevi con me, allora!» Da uno stipetto prese una bottiglia di liquore, ne versò 2 coppe, la sua beve subito e ne versò un'altra. Hai ragione, bofonchiò. Lo prese per la mano. «Canta qualcosa per me», gli disse portandolo a sedere. Accanto alla sedia imbottita c'era la sua cetra. La prese con un piccolo inchino, un cenno della fronte. Bevve, nascondendo con la coppa il pianto, e continuò ascoltando la sua voce. Era una gioia amara anche stargli accanto, anche solo guardarlo. Si alzò ondeggiando per accendere un'altra candela. In quel momento un vociare concitato arrivò dalla sala fino alla sua porta. «Escono!» gli sembrò di sentir dire. Corse all'uscio. Uno dei suoi svais, il primo ad arrivare, aveva già la mano protesa per aprirlo. «Escono, signore, sono in molti!» Luciana si era accorta subito, quella sera di primavera del 1937, in cui avvenne il loro primo incontro all'ambasciata polacca di Vienna, che il grande maestro era stato conquistato dalla sua bellezza. Lo conosceva di fama e lo aveva già visto dirigere in alcune occasioni. Era la prima volta però che lo aveva ospite e poteva avvicinarlo, conversare con lui, guardare da vicino quegli occhi luminosi, capaci di leggere al di là dei segni grafici delle partiture. Mai avrebbe potuto immaginare che sarebbe diventata la sua ragione di vita, la sua persistente idea musicale. D'altra parte, come avrebbe potuto Guglielmo non rimanere ammagliato dal nobile volto e dall'elegante figura della giovane e raffinata italiana, il cui sguardo sembrava penetrare nei pensieri più reconditi? Aveva provato un brivido intenso nel baciarle la mano e, con disarmante e ingenuo candore, non aveva più smesso di fissarla negli occhi, profondi e intensi. Istintivamente si erano staccati da tutti gli altri per iniziare a dialogare, quasi in un gioco di reciproca provocazione intellettuale. Quale entusiasmo le ha riservato il pubblico stasera, si complimentò dapprima Luciana, elogiando la compattezza del suono dei filarmonici di Vienna, ma anche la capacità del loro direttore di proiettare in spazi infiniti la sofferta elegia del Deutsches Requiem di Brahms. La ringrazio, ma deve sapere che il pubblico reagisce senza criterio a qualsiasi suggestione. In fondo è solo una massa amorfa che si entusiasma quando viene raggiunto un certo effetto, ma non sa giudicare se quell'effetto sia lecito o meno, rispose, come volesse metterla alla prova. La messa delle 7 non la sopportava, la diceva con una fatica disumana. Quella mattina era stanchissimo ma molto appagato. Il libro di Stephen King che gli avevano regalato a Natale era strepitoso. Quel cane rabbioso lo inquietava e allo stesso tempo lo aveva catturato come se fosse la prima preda e non lo faceva dormire. Non era abituato a quel genere di romanzi e se ne scoprì un estimatore perfetto. Anche quella mattina si fermò a confessare le solite nonnine. Teresa era la sua preferita. Aveva il terrore che Dio non le perdonasse perché odiava fare gli gnocchi in casa, ma a suo marito piacevano così tanto. Si sentiva sempre in colpa perché fingeva di farlo felice, ma dentro di lei si augurava che gli andassero di traverso. La semplicità di quella nonnina lo affascinava e a lui piaceva pensare che per Dio fosse ormai una barzelletta da raccontare a San Pietro e a tutta la combricola dei santi nel cielo.
Allora chiamo a premiare sul palco l'avvocato Giorgio Massarotto, Luca Fraccaro della Fraccaro Spuma d'Oro, e chiamo sul palco anche Mario Merigo e Thomas Tolin. Qui con noi c'è anche la nostra giurata Fanny Guidolin, che insieme a Luca Fraccaro adesso consegneranno la menzione d'onore che sta arrivando, giusto? Eccola, Andrea. E ci spiegano loro chi la consegna. Allora, posso dirlo? A Thomas Tolin. Al di sopra di ogni aspettativa. Mi fermo qua. E grazie di tutto e complimenti agli organizzatori. E niente, spero che questo piccolo progetto possa entrare nei cuori come è entrato a me. E sono molto contento. Grazie di tutto, grazie Andrea. Ringraziamo il nostro sponsor Luca Fraccaro della Fraccaro Spuma d'Oro. Grazie, faccio i complimenti e grazie. Grazie a tutti quanti, all'organizzazione, grazie ad Alessandro per averci coinvolto anche quest'anno, una magnifica terza edizione che noi abbiamo partecipato molto volentieri e spero ce ne saranno altre, giusto? Grazie. Adesso invece c'è la consegna del premio speciale intitolato a Giacomo Massarotto e quindi passo la parola all'avvocato Giorgio Massarotto. Grazie, mi fa molto piacere e mi fa piacere anche ricordare una battuta che aveva fatto mio fratello
in occasione della prima edizione, quando lo sostituì perché non poteva presenziare per malattia. Togliendosi la mascherina e sorridendo disse: di che il premio Prunora presto farà ombra al premio Strega. E così sta succedendo. Mi fa molto piacere. Non abbiamo ancora detto a chi, non ha ancora svelato a chi viene dato, anche se a questo punto l'abbiamo scoperto tutti. E mi sembra che Alessandro volesse chiamare sul palco anche la presidente del conservatorio Elisabetta Bastianon, perché questa volta il vincitore ha una caratteristica particolare. Mario Meligo. Sta arrivando la presidente del conservatorio Stefani, alla quale cedo volentieri la parola. È un onore per me premiare uno scrittore che è soprattutto musicista, quindi come presidente di un conservatorio, del Conservatorio Steffani, che è rappresentato lodevolmente dai nostri studenti, che ringrazio, è veramente un orgoglio premiarla. Questo è un ulteriore futuro della musica, tenetene conto ragazzi. La sensibilità è musica e scrittura, sono note e sono parole ed è bellissimo vederla rappresentata così. Complimenti ancora. Facciamo parlare il vincitore. Naturalmente ringrazio e sono molto felice di essere premiato a Castelfranco, dove c'è un conservatorio che ha una storia gloriosa e poi non mi aspettavo di trovare sul palco dei musicisti, dei colleghi, e quindi sono più che felice. Grazie. Benissimo, passo la parola a Maria Chiara. Bene. E quindi adesso passiamo alla sezione editi. La stanza aveva le pareti rosa. Era stata arredata per essere la cameretta di una bambina, con tutte le accortezze del caso. Ma era evidente che si trattava della prima volta che veniva utilizzata. Tutto era in ordine, pulito, quasi asettico. C'era odore di nuovo nell'aria, di mobili appena scartati. Lei era seduta sul lettino. I piedi ciondolavano senza arrivare a toccare il tappeto decorato con l'immagine di Trilli, la fatina svolazzante di Peter Pan. Portava un abito a pois bianchi e blu e una sola scarpina rosa. Stringeva a sé un orsetto di peluche. Lo aveva chiamato Tappi e da oltre un anno era il suo inseparabile amico, l'eroe che la proteggeva dai mostri cattivi della notte. Nonostante le buone intenzioni di chi aveva cercato di rendere accogliente la stanza, la bambina non si sentiva proprio agio in quel luogo. Glielo si leggeva negli occhi azzurri e nella faccina smarrita che spuntava da un caschetto di capelli biondi. Aveva un leggero tremore. Il riscaldamento era stato acceso da poco e faceva freddo. «Perché mi hai portata qui?» chiese con la voce tremula di chi cerca di trattenere il pianto. Non ebbe risposta. Quindi passo la parola al nostro scrittore e giurato Walter Garatti, che ci chiamerà sul palco i vincitori. Buonasera. Allora, chiamo Luca Favaro che premierà Antonio Fusco, Le vite parallele. Mi danno un minuto, volevo dire chi è Antonio Fusco, è un funzionario della Polizia di Stato e criminologo forense, ovviamente anche scrittore. Se mi è consentita una... Buonasera, congratulazioni.
Mi restano 30 secondi. Chi mi conosce sa che ho il gusto dei giochi di parole. Allora, nelle vite parallele ci sono tantissimi intrecci. È una bella trama, scritta bene, in un crescendo direi avvincente. Altra battuta, sottotitolo Un nuovo inizio per il commissario Casabona, io aggiungerei un nuovo indizio, perché gli appassionati dei gialli sanno che a volte si parte da poco. Comunque a me personalmente avvincente, complimenti, insomma, altro non voglio dire. Buonasera a tutti, io sono Luca Favaro, sono il vincitore della scorsa edizione del premio Prunola e desideravo innanzitutto fare i complimenti a tutti gli autori. Io ho letto tutti gli editi e è stato veramente difficile dover dare poi un giudizio, però sapete, questa è una gara ad un certo punto per cui bisogna scegliere, insomma. Sono contentissimo di dare questo premio d'onore ad Antonio, giusto? Sì, non ho sbagliato, no. Per il romanzo suo, che è veramente molto avvincente, proprio di quei romanzi che ti tengono sulle spine fino praticamente all'ultima facciata, con tutti i colpi di scena poi che ti buttano fuori di lezione rispetto a prima. Però un'altra cosa che mi è piaciuta molto è che comunque è anche un romanzo dove si valorizza molto proprio il lato affettivo, cioè l'importanza delle relazioni anche proprio umane e familiari e affettive. Io non aggiungo altro, lascio la parola se volete dire qualcosa. No, io posso solo apprezzare quello che sto vedendo questa sera, che va al di là delle mie aspettative. Noto molta professionalità, le cose o si fanno con professionalità o si improvvisano. Qua non vedo niente di improvvisato, vedo una scaletta, un'organizzazione, una scenografia, c'è tutto quello, tutti gli ingredienti necessari per poter veramente ambire ad uno scenario nazionale, forse anche qualcosa di più. Continuate così.
Adesso è arrivato il momento di una piccolissima pausa, massimo 10 minuti, perché poi ci avviciniamo ad annunciare i vincitori delle 4 sezioni, quindi la nuova sezione poesia, la scolastica, l'editi e l'inediti, quindi a tra poco.